buongiorno, sono Alfredo Gagliardi, un volontario Caritas e siamo qua nella falegnameria della Casa dello Studente di Vittorio Veneto. In questa falegnameria ci sono delle persone che collaborano e lavorano restaurando mobili e facendo dei piccoli lavori di falegnameria. Tra questi c'è Francesco, che adesso ci spiegherà come si trova in questo luogo. Com'è questa esperienza per te? Sì, diciamo che io ho perso il lavoro a causa del coronavirus e quindi mi sono rivolto alla Caritas e loro molto gentilmente mi hanno accolto, diciamo, mi hanno dato l'opportunità di lavorare con loro e mi sono trovato molto bene. Di lavoro qua ce n'è. Ci sono altre persone. Qual è il clima che si vive in questa... Qua si sta decisamente molto bene, le persone sono accoglienti, hanno voglia di lavorare, insomma si sta bene molto volentieri. E sì, ci sono molte persone che fanno lavori di sartoria, in cucina, c'è un po' di tutto e si sta, come dire, evolvendo la cosa della Casa dello Studente, vediamo come viene, diciamo. Ringraziamo Francesco per quello che ci ha detto e vi presento adesso Christian, che è un altro addetto al lavoro qui in falegnameria, che ci spiegherà appunto anche lui come si trova, che mansioni svolge e se si trova bene con gli altri addetti. Io sono Christian, ho 26 anni e anch'io ho avuto l'opportunità, come Francesco, di fare parte di questo progetto con la Caritas qui alla Casa dello Studente. All'inizio eravamo io, Francesco, con Alfredo e ci occupavamo della biblioteca a catalogare libri. Cioè, è stata una bella esperienza anche perché prima d'ora non avevo mai fatto quel tipo di lavoro. E da settembre siamo impegnati in questo progetto di restauro mobili con Mario, che è un restauratore di mobili, e diciamo che questo lavoro mi ha appassionato perché è molto bello, cioè, prendere un mobile che magari è vecchio, rovinato e dargli una vita sua, una vita propria, abbellirlo insomma. E poi devo dire che la cosa più bella è stato il rapporto che si è creato con le persone, perché si è creato veramente un rapporto di amicizia e di amicizia quasi fraterna, diciamo. Ringraziamo anche Christian e buon ultimo il meno giovane, ecco, del gruppo, c'è Giovanni. Si esprimerà anche lui questi sentimenti che, diciamo, che questa esperienza gli ha ispirato. Comunque io sono Giovanni, sono appena arrivato anch'io qui in Caritas, da settembre che cominciamo a fare dei lavori qui in Caritas, facciamo restaurazione immobili e un po' di tutto e adesso vediamo cosa si può fare più avanti. Ma cosa vuoi raccontarci, come ti trovi con noi? Beh, guardi, mi sono trovato bene con tutti quanti, non dico la prima esperienza, ma tutte cose nuove da imparare e si mette tutto quanto in pratica con i lavori. Ok, grazie Giovanni. Adesso andremo a chiedere al vero artefice e cuore di questa esperienza, che è Mario, il restauratore, che ha messo a disposizione la sua esperienza per arricchire appunto questo progetto. Ed ecco Mario, allora, il nostro maestro di falegnameria e, come dicevo prima, il cuore pulsante di questo luogo. Bene, premessa, Don Roberto mi aveva cercato
mi ha incuriosito, è quello che è fondamentale, e poi li ho trovati e sono felicissimo di averli trovati. Lui mi aiuta e io sono riuscito a insegnargli qualcosa, spero. Sono stato particolarmente soddisfatto e sono tuttora particolarmente soddisfatto perché hanno avuto una costanza nel seguire quei consigli che spesso portano fatica, portano tensione, perché quando uno non riesce a esprimersi fino in fondo si va in tensione, però questo è bellissimo perché parliamo, ridiamo e parliamo e soprattutto ci rispettiamo tanto. Io ho già vinto per questo. Il mestiere ho visto che crescono e sono favolosi, sono contento. Ecco, noi due Bello. siamo i vecchietti del gruppo e ci Bello. spalleggiamo, ecco, ripeto, cerchiamo di dare, io vivo questa esperienza come un dare quello che ho ricevuto durante la mia vita, che è tantissimo, e cerco appunto di dare la mia disponibilità a queste persone che vengono qui appunto per acquisire quella dignità Bello. che è propria Vero. di una persona che si sente veramente utile per gli altri. Ecco. Bisogna dare atto che abbiamo tante persone che ci seguono volentieri, ci stanno addosso, ci rispettano, ci danno possibilità di fare. Questo lo trovo bello, era un'esperienza nuova per me, ma valida, veramente valida. Adesso c'è la vice direttrice della Caritas, che è colei che mi ha diciamo, stimolato a raggiungere questo progetto, e a lei vorrei chiedere appunto cosa rappresenta questo progetto nell'ambito della Caritas in questo territorio. Allora, la Casa del Studente è messa in un contesto territoriale significativo e importante, soprattutto perché nasce da una tradizione che accoglieva giovani. Penso che tutte le generazioni di Vittorio Veneto hanno potuto giocare in questi spazi, andare al cinema, viverla. Purtroppo poi non c'è stata più continuità per quanto riguarda questa missione legata al territorio e all'accoglienza dei giovani, e solo a seguito, circa dopo 10 anni, siamo riusciti come Caritas a restaurarla con pazienza ed dedizione, ma la cosa è rendere pertanto gli spazi abitabili e usufruibili. E con una mission che richiama e ricalca la storia precedente, ma soprattutto con una vitalità e un'energia nuova, se posso dirlo. Nel senso che si è pensato di aprire dei laboratori in particolare di sartoria e tessitura a mano, cucina e falegnameria. E può essere la prossima anche realizzazione di un laboratorio per la sistemazione delle biciclette. E l'intento è quello di creare delle professionalità per persone che sono fuori dal mercato del lavoro per diversi motivi, che non hanno della dimestichezza soprattutto con i lavori manuali, che aiutano tantissimo nella relazione e nel rapporto umano, e questa voi avete proprio incontrato parte dell'anima della casa, perché al di là delle strutture belle, in ordine, pulite, se non ci sono le persone che danno vita allo stabile, manchiamo di qualcosa. Per cui Caritas, con la collaborazione di enti, di energie, di tantissimi volontari, è riuscita a dar vita e a iniziare questo cammino di vita di questa struttura. Grazie. Grazie a te, Mara, che ci hai veramente stimolato a creare questa atmosfera così importante per appunto la crescita umana di tutti noi, insomma, ecco. Sì, io sono qui, ma sono in rappresentanza di tutti quelli che stanno dietro, per cui un susseguirsi di direttori che si sono impegnati in primis, ma di colleghi e come ripeto sempre, di volontari, che di per sé è la persona che fa la differenza, al di là di quante strutture noi possiamo costruire.